35 secondi alla partenza del Gran Premio Continentale Filly. Prova di gruppo 2 per le femmine di 4 anni. Una delle tappe principali del circuito classico. Sono in 10 dietro le ali dell'autostart, si avvieranno in 6 in prima fila, in 4 in seconda. Non c'è una favorita, una delle edizioni più equilibrate sulla carta degli ultimi anni. Emma Dei Veltri, Eleonor Di Poggio ed Eloida, le tre più attese che hanno i favori degli scommettitori e della stampa tecnica. Si va in partenza, Autostart che ha acceso i lampeggianti inizia a muoversi, raccoglie le concorrenti lungo la curva di sinistra per i 1660 metri da percorrere. All'1 Emma Dei Veltri, Antonio Di Nardo, 2 Eleonor Di Poggio, Giampaolo Minnucci, 3 Elise Ana, Andrea Guzzinati, 4 Eleganza V, Manuel Pistone, 5 Estasi Di No, Carmine Piscoglio, 6 Eloida, Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Olie Per, Gennaro Mitrano, 8 Ekarim Baba, Santomollo, 9 Eridamia, Marco Stefani, 10 Enki Brown F, Enrico Bellei. Si parte con veloce Eleganza V che dal centro dello schieramento prova a scavalcare le rivali, è velocissima anche Estasi Di No che scavalca tutte quante, scende alla corda nei confronti di Eleonor Di Poggio, poi Elise Ana, quindi ancora Emma Dei Veltri che ha spostato per tenersi la destra libera, Eleganza V in mezzo alla pista, Eloida in terza corsia, anzi in quarta corsia, 14,2, c'è la rottura da parte di Olie Per, squalificato. 14,2 il lancio, Eleonor Di Poggio si presenta nei confronti di Estasi Di No, ottiene il via libera. Così la mossa da parte di Giampaolo Minnucci per andare a rilevare al comando l'avversaria dopo un 28,4 per i primi 400 metri di corsa, abbastanza svelti, con i quali Eleonor Di Poggio ha preso il vantaggio tattico. Nella sua scia rimane Estasi Di No in terza posizione, Elise Ana. Avanza allo scoperto Emma Dei Veltri che si trascina Eridamia, quindi Eloida. Quarta in corda Enki Brown F che precede Ekarim Baba, alla retroguardia Eleganza V. Se ne vanno 800 metri di corsa e quindi metà gara in 59,1, 37 il secondo quarto di comodo per Eleonor Di Poggio che vede profilarsi al suo esterno la sagoma minacciosa di Emma Dei Veltri. In corda Estasi Di No precede Elise Ana mentre stenta al momento a tenere la pariglia Eridamia. Il chilometro in 1,13,5 ed Emma Dei Veltri dalla bordata ad Eleonor Di Poggio che prova a reagire, le due perfettamente apparecchiate a 500 metri dalla conclusione. Via i tappi Eleonor Di Poggio per respingere la bordata di Emma Dei Veltri che attacca all'esterno, poi si prepara Estasi Di No, ha sbagliato invece Elise Ana, in corda Eridamia, quindi Eloida che non cambia ancora passo. La retta d'arrivo per Emma Dei Veltri che si presenta in vantaggio, inseguita da Estasi Di No ed Eloida. È in vantaggio Emma Dei Veltri che guadagna terreno nei confronti delle rivali. Emma Dei Veltri che stacca e viene a vincere nettamente il Continentale Filly, mentre per il secondo posto Eloida brucia Estasi Di No che è impegnata al largo anche da Enki Brown F, 28,7 ad arrivare, 1,12,3, percorso esterno di pregevole fattura di Emma Dei Veltri. Antonio Di Nardo perfetto in salchi, il training di Gennaro Casillo, i colori di Giuseppe Casillo. La femmina da Maharaja e top model ok al risalto nel Gran Premio Continentale Filly in percorso esterno, percorso veramente duro, al largo di una cavalla come Eleonor Di Poggio che solitamente agisce molto bene all'esterno, ma il percorso a destra di Emma Dei Veltri oggi è superlativo, è vincente, vince nei confronti di Eloida che è seconda. Mentre per il terzo posto c'è foto molto stretta tra Enki Brown F all'esterno ed Estasi Di No all'interno. Andiamo in premiazione a sentire le parole di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, vincitori con Emma Dei Veltri.